Un nuovo modello organizzativo, una struttura a disposizione del territorio è la Casa della Comunità inaugurata all'interno dell'ospedale San Biagio di Bovolone. La struttura è stata interessata da una serie di interventi edilizi, soprattutto impiantistici, per riqualificare gli spazi e renderli idonei a ospitare le attività sanitarie e sociosanitarie che connotano una casa di comunità. Ma una rivoluzione che va in linea con quelli che sono i dettami oggi del DM77, quindi la riorganizzazione del territorio, il potenziamento del territorio. Parliamo di case di comunità, parliamo di spazi aggregativa dove possono trovare luogo sia gli ambulatori di specialistica che già c'erano, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, ma anche alcuni servizi come il punto unico di accesso, che ricordiamo è quel punto in cui si incontra la parte sanitaria ma anche la parte sociale dei comuni. Nella struttura erano già attivi il punto prelievi, il poliambulatorio specialistico, il servizio di assistenza domiciliare integrata, l'ambulatorio infermieristico, i servizi diagnostici di base e di radiologia, la continuità assistenziale notturna, ma anche il walk infanzia, adolescenza, famiglia e consultori con le varie attività oltre al CUP e al punto amministrativo territoriale. Oggi un grande traguardo per tutta la sanità, sia locale ma per tutto il territorio. Abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo e questa apertura della casa di comunità, un servizio che deve erogare servizi per tutti i cittadini, ma non solo di Bovolone ma di tutto il territorio. E adesso, terminato l'intervento di ristrutturazione, sono state inserite ulteriori attività legate alla casa di comunità, con un gioco di squadra tra Regione, ULSS 9 Scaligera e amministrazione comunale e casa di riposo. È molto bello perché è una inaugurazione speciale, un po' strana, non abbiamo l'edificio nuovo, non abbiamo le grandi ristrutturazioni, abbiamo però costruito nel tempo la realtà vera della casa della comunità. La spesa complessiva sostenuta per gli interventi di adeguamento è di 492.000 euro, finanziata da ULSS e Comune con 196.000 euro ciascuno e con una quota di 100.000 euro dal Centro Servizi San Biagio.